Regione Veneto e sistema delle Camere di Commercio sono pronte a sottoscrivere un protocollo d'intesa per incentivare la produzione audiovisiva, un progetto di cui si parla da almeno 3 anni che intende sostenere come obiettivo finale la promozione di un sistema veneto nel cinema. Cosa vuol dire? Significa un accordo molto importante che attendevamo da anni. Già l'anno scorso l'abbiamo annunciato e la Regione Veneto con uno sforzo importante l'ha raggiunto con una delibera di alcuni mesi fa e con un importo anche rilevante, risorse rilevanti messe a disposizione. Sappiamo che ogni euro speso nel mondo del cinema ha un ritorno pari a 30-50 volte quanto si spende. Un'iniziativa dell'anno scorso che ha speso 100.000 euro in Veneto ha mostrato realmente rendicontato un ritorno di investimento delle imprese venete per conto di questa iniziativa di 2,5 milioni di euro, cioè 25 volte. Allora, se abbiamo un moltiplicatore economico, se forniamo un set ideale meraviglioso, se proponiamo il Veneto al mondo e lavoriamo con l'impresa, abbiamo fatto il nostro dovere. La ricaduta economica per occupazione e turismo è un aspetto importante, quanto lo è la spinta a produzioni cinematografiche ed audiovisive che promuovono sia il territorio che gli artisti veneti. Registi e attori giovani trovano uno spazio che poteva sembrare impossibile. È la strada giusta. Abbiamo la fortuna che quando le macchine da ripresa ritraggono il Veneto rimangono sempre in grado di colpire la realtà di una valenza storica, culturale, architettonica e paesaggistica ineguagliabile al mondo. Alessandro Rossetto è un esempio con il suo film Piccola Patria di come questa sinergia economico-culturale fra Regione e Camere di Commercio porti un regista a porre il Veneto al centro della propria opera. Una tragedia classica, i temi sono molteplici. È un film dove c'è una scommessa formale importante, direi, perché è girato fra documentario e finzione, però è un film pensato per le sale, per il grande pubblico, con temi importanti quali il rapporto fra le generazioni, il rapporto con il territorio, il lavoro, però c'è anche una storia d'amore. Insomma, è un film piuttosto complesso. Si producono film e documentari, ma se ne fanno comunque meno di quelli che si potrebbe, ed anche questo è un aspetto da migliorare.